Eder, Mech, Pallister. Secondo Sergio, Liliana è stata picchiata in auto. Guarda, sono cose che dice lui, che sta dicendo lui, ricostruisce lui, sa tutto lui. Qua e là bisogna chiedere a lui. Io cosa vuoi che sappia? Io mi baso su quello che mi è stato raccontato, quello che dicono gli inquirenti. Noi non possiamo fare i conti con quella scena, con quei sacchi neri, col cordino lasso e con la posizione del cadavere di Liliana. Quei sacchi neri in realtà nell'economia di un suicidio non hanno nessun significato, è una funzione, cioè quale funzione avrebbero avuto? Secondo noi hanno avuto invece la funzione di un trasporto più sicuro del corpo, oppure si potrebbe anche ipotizzare un'attività di undoing, cioè io commetto io che sono legato, diciamo, sentimentalmente in maniera amicale a quel soggetto, sento l'esigenza di coprire il corpo, cioè di coprire quello che ho fatto, l'orrore che ho compiuto, che ho commesso, per abbassare il senso di colpa e il senso di vergogna. Liliana non ha lasciato nessuna lettera, vero? No, me l'hanno chiesto la polizia per giorni e giorni. Se ci fosse stata una lettera e avesse scritto delle cose orribili contro di te, tu che avresti fatto? L'avresti detto? Certamente sì, perché bisogna dare delle risposte a quello che è successo a Liliana. Cercare di capire quello che queste risposte non sono io a poterle dare. Guarda, di fronte a quello che è successo a Liliana, certamente se avessi trovato qualcosa avrei consegnato alla polizia. I parenti hanno mai avuto dubbi su Claudio? Noi abbiamo chiesto, in fase di indagini prima ancora della richiesta di archiviazione, siamo stati noi ad aver chiesto il sequestro dei telefoni cellulari anche di Claudio Sterpin, attenzione. Però Claudio Sterpin si preoccupa sì, perché ha sempre detto che Liliana, qualora facesse anche un minimo ritardo, lo avvisava. Ecco perché alle 10 già si preoccupa. Quindi si preoccupa e la cerca, la chiama e la va a cercare alla Wind. Non mi sono mai permesso io di toccare i telefoni di Liliana, assolutamente no. Quindi al messaggio di Gabriele ha risposto con la telepatia, quindi il 15 mattina il telefono di Liliana vola da solo. Però devo dire una cosa, quando si è laureata la figlia, io ho fatto due book, fatto con la macchina fotografiche, non con i telefonini. Cosa stai dicendo? Capisci? Ecco. Però questo episodio in cui tu lanci il telefono contro il muro, Silvia me lo raccontò personalmente 2 anni fa. E dopo un'altra cosa, non gli sono mai piaciuto, che racconti perché loro si sono, hanno voluto, quando Liliana, io ho chiesto la mano di Liliana, loro si sono opposti, pensa. Si sono opposti che io sposassi Liliana. E come mai si sono opposti? A questo bisogna chiedere a lui. Evidentemente non aveva né simpatia né niente, reciproco comunque. Ma come mai non una ma 1000 persone ce l'hanno con te? Ma guarda, questo io spero che nel tempo queste cose verranno fuori, determinate verità di quello che stanno dicendo loro. Io non ho niente, guarda, io non ho niente da nascondere. Sì, ma... Guarda, io l'altra settimana avevo parlato con la dottoressa Marano, gli ho detto guardate, io vorrei incontrare Sergio per potergli parlare. Io gliel'ho detto alla dottoressa Marano. Questo è chiaro che lo devono vedere e decidere loro, però io voglio dire una cosa, cioè quelli che Sebastiano chiama la banda degli onesti, per quale motivo si sarebbero dovuti schierare tutti contro? Però effettivamente Sebastiano, dagli atti di indagine emerge che lei le bugie le ha dette, perché dalla prima denuncia di scomparsa, dalla denuncia di scomparsa fino all'ultima SIT che lei fa il 28 di novembre del 2022, ma lei ha detto tutto il contrario di tutto, Sebastiano. E quindi ci sta che non vedono chiaro. Poi tra la prima... Allora guarda, io sfido chiunque. Io sfido chiunque a perdere la moglie, non sapere perché, trovarsi un amante. Cioè, guarda, io ho parlato con la procura, gli ho detto, guardate, io di quel coso là non mi ricordo niente. Il dolore atroce che hai dentro di te è talmente forte, è talmente cose. Cioè loro parlano di cose così perché no. però
Però la banda di onesti lasciamoli là, che facciano, che dicono no, quello no, che no, vuole. no. Io non ho niente da Sebastiano, lei ha nascondere e se ho Sebastiano, qualcosa da lei ha rispondere mentito risponderò agli alla procura. investigatori. Attenzione, Basta. attenzione, lei ha mentito agli investigatori. Bugie. Gravissime, che non l'abbiano indagato, almeno per false dichiarazioni, non vuol dire nulla, perché c'è gente che viene indagata e poi si scopre che è stato chiaramente un errore. Ma a volte capita anche che c'è gente che non viene indagata, che invece sarebbe dovuta essere indagata, perché capita anche questo, purtroppo. Sì. Ci sono degli elementi insuperabili, tipo quello del cordino, perché c'è un'annotazione, guardi, io ce l'ho qui davanti, c'è un'annotazione della polizia del 13 gennaio 2022 che dice esattamente questo: non è stata notata la presenza di alcun cordino e il Visintin ha negato di avere in casa, ovvero in cantina, alcun rotolo di corda o comunque cordini di ogni genere. Cordini che poi vengono trovati in quell'abitazione, attenzione, dove c'è un'intercettazione anche che fa tremare le vene povere. Lì erano passati gli investigatori. Secondo te, no, farsi una domanda, ma come mai Sergio arriva a casa mia e va a fotografare? Bisogna farsi questa domanda. Ah, non lo so, è una domanda che bisogna fare a lui, cioè lui forse sapeva questo? Come fai a sapere come è uscita una donna, mia moglie o sua sorella, come era vestita? Sai quanti vestiti, quante giacche, quante maglie, quante cose che hanno tutte le donne qua in casa? Come fai a sapere come è uscita? Probabilmente, guarda, è un discorso che io voglio un giorno affrontare con Sergio e dirgli alcune cose. Cioè io personalmente con lui non ho niente. Questa è l'ultima borsa che aveva. Questa è una delle tante contraddizioni su un elemento fondamentale. L'inquirente ha detto che la moglie aveva portato con sé tutti gli effetti personali, tant'è che quando nel Non lo sapeva di nessuno. dicembre gli inquirenti soldi erano trovano là, quella che i borsa con documenti gli erano effetti personali, Sebastiano, chiederanno: ma perché ha detto ad altro personale che sua moglie aveva portato al seguito gli effetti personali? E lei risponde: boh, pensavo che era così. Ma forse era sotto shock ancora, perché Sebastiano con lo shock giustifica ogni cosa. Questo è il problema. Però è uno shock selettivo e a singhiozzi, Sebastiano, perché dimentica tutto con gli inquirenti, però non dimentica mai gli studi televisivi, non dimentica le saune. Ovviamente le vittime sono sempre scioccate. Se valesse questo discorso di Sebastiano, che sotto shock si può dire qualsiasi cosa e può ritrattare, bisognerebbe riscrivere tutta la storia della criminologia italiana, considerando le prime sit sempre chiacchiere da bar. Ma ad esempio Olindo e Rosa nelle prime dichiarazioni non erano scioccati, eppure nonostante loro le abbiano ritrattate ancora c'è gente che le considera veritiere. Quando parla con quella persona della SIT che avete fatto vedere voi, Sebastiano parla con quella persona alle 18 del pomeriggio del 14. Sebastiano alle 18 del pomeriggio del 14 dice che non era ancora preoccupato, giusto nell'ultima SIT. Quelle non sono chiacchiere da bar. Cioè, Sebastiano aveva il dovere di dire la verità quando andava in questura agli inquirenti e non l'ha detta la verità. Il cordino è un elemento probatorio di un valore fondamentale, importantissimo. Vediamo come si chiudono queste indagini, attendiamo. Aspettiamo l'esito di queste ulteriori indagini. Secondo Sergio, una lite e poi la morte. Ma guarda, sono cose che dice Sergio. A me queste cose qua della lite, bisogna vedere dalle analisi che verranno fatte adesso, che ci daranno queste risposte. A noi ci è stato fatto vedere un'immagine di una stampante così molto granosa del viso, quella è l'unica cosa che a me è rimasto così dentro, è il fatto che avesse dalla bocca un po' di sangue che usciva. Solo dalla bocca io ho visto. Ho chiesto agli inquirenti, io ho detto, mi fanno, è un rigurgito. Questo è quello che mi hanno detto loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.